Una vittoria davvero sul filo di lana per 7 risicati voti. Poco più di una mano intera, 7 voti che cambiano la vita e che ribaltano il risultato. Sono quelli ottenuti da Christian Vacher, a capo di una lista civica afferente al centrodestra, attivamente liberi e uniti per Fiume Veneto. Un testa a testa all'ultima preferenza che ha permesso di battere Mauro Piva del centrosinistra per appunto soli 7 voti. Teniamo presente che 7 voti effettivamente è una corsa sul filo di lana, però ci hanno consentito di avere questa vittoria. Terremo senz'altro in considerazione i risultati delle altre parti politiche, perché la collaborazione credo che di questi tempi sia importante. Christian Vacher ha già una precedente esperienza con la giunta del sindaco Cella in qualità di assessore ed è per le larghe intese, parola che va tanto di moda in questo periodo, anche con l'opposizione, vista la vittoria per una manciata di voti. Io seguivo le deleghe dell'associazionismo e delle politiche sociali, sono deleghe che terrò e seguirò da sindaco e naturalmente ho avuto modo di fare un'esperienza di 3 anni e mezzo e di capire anche quella che è la macchina amministrativa. La porteremo avanti con la nuova squadra e soprattutto anche con i cittadini. Il comune di Fiume Veneto era stato commissariato la prima volta che accadeva in un comune del Pordenonese. Il commissariamento è stata una brutta pagina politica, per la prima volta il nostro comune è stato commissariato e questo ci ha spinto a intraprendere un nuovo percorso politico. Non abbiamo fatto accordi preelettorali proprio per evitare di cadere in compromessi pericolosi. Intanto Mauro Piva, lo sfidante e perdente per appunto soli 7 voti, sta valutando un eventuale ricorso e riconteggio dei voti. Lo scarto è troppo piccolo per accettare la sconfitta, lo dobbiamo per coerenza nei confronti degli elettori, dice.